Cari amici, ben ritrovati nuovamente nella rubrica Il punto dell'istituzione di Veneto Globe. Abbiamo i nostri teleschermi in contatto remoto, l'assessore al sociale e alle politiche giovanili di Pedroba, la dottoressa Monica Tessaro. Buongiorno Monica, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti. Monica, a te volevamo chiedere qual era e qual è, come si sta evolvendo la situazione Covid di emergenza nel tuo comune, Pedroba. Allora, sono state tante le iniziative che come comune abbiamo messo in campo per far fronte a questa emergenza. Prima di tutto abbiamo attivato il servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, che è stato possibile grazie al quotidiano supporto dei volontari della Protezione Civile. In coda a questo, tanti esercizi commerciali hanno poi attivato a loro volta il servizio di consegna a domicilio, per cui l'offerta poi è stata ampliata. Il servizio appunto di consegna a domicilio messo in campo dal Comune in realtà si rivolge alle persone anziane o prive di una rete familiare e di conseguenza era una platea di beneficiari limitata. Con l'offerta poi degli altri esercizi commerciali, appunto i beneficiari si sono poi ampliati. Abbiamo poi attivato un numero di supporto psicologico, per cui appunto una psicologa professionista si è resa disponibile per dare una parola di conforto a qualsiasi persona che in realtà volesse chiamare questo numero. Il servizio è attivo 2 giorni a settimana e si affianca a quello che è stato messo in campo anche dall'ente Opere Pie di Pederoba. Poi con l'arrivo dei fondi del governo al comune di Pederoba sono stati stanziati 42.000 euro, abbiamo iniziato l'erogazione dei buoni spesa o dei pacchi alimentari. Allora, sì, le domande sono state diverse, quantificarle adesso non è così facile perché appunto questa iniziativa in realtà si rivolge non solo a chi prima era già in uno stato di bisogno economico, ma anche a chi, soprattutto a quelli che sono in uno stato di bisogno economico dovuto all'emergenza coronavirus. Questi buoni spesa appunto sono indirizzati inizialmente proprio a chi è in difficoltà economica da coronavirus e di conseguenza molte delle domande pervenute non essendo corrispondenti ai criteri delle linee guida dell'ANCI che noi come comune assieme ad altri abbiamo adottato per individuare la platea dei beneficiari, sono state messe da parte momentaneamente perché appunto i buoni spesa o i pacchi alimentari per quelle famiglie che attualmente non rientrano nei criteri dell'ANCI perché non sono stati colpiti direttamente dal coronavirus, vorremmo appunto erogarli, li abbiamo erogati relativi al mese di marzo, lo faremo per il mese di aprile e si spera appunto con giugno, con le risorse che resteranno, di poter poi ampliare la platea dei beneficiari appunto anche a coloro che già da prima erano in uno stato di bisogno. Quindi sicuramente il numero di domande rispetto alla mole quotidiana dei servizi sociali è aumentato. Varia di settimana in settimana perché molte delle domande sono incomplete e di conseguenza parte del lavoro resta fermo e viene continuamente aggiornato. Monica, sappiamo che il tuo referato comprende anche le politiche giovanili e quindi tu mi dicevi fuori onda, avevi piacere di aggiornarci. Sì, aggiungo solo 2 cose riguardo all'area proprio del sociale. Come amministrazione abbiamo deciso di rimborsare i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia che avevano già pagato una retta relativa al mese di marzo, sia di bimbi iscritti a una scuola dell'infanzia del comune sia a una diversa e appunto questa è stata una delle prime iniziative messe in campo assieme appunto alla consegna dei buoni della spesa a domicilio. Un'altra cosa che riguarda sempre l'area del sociale,
è il progetto Primi Passi, che rientra nelle politiche familiari. È un progetto rivolto a neomamme e neopapà di bambini nella fascia 0-3 anni, che prima appunto dell'emergenza venivano coinvolti attivamente in riunioni con esperti, professionisti, in laboratori pratici o appunto in proposte ludico-educative seguite appunto da un'educatrice e tutto in forma gratuita o alcuni corsi appunto a pagamento, ad esempio lo yoga, il Pilates, eccetera. Adesso purtroppo con l'emergenza questa cosa si è trasformata in modalità virtuale, per cui i genitori vengono raggiunti dalla newsletter e appunto ricevono nei limiti appunto concessi delle proposte per continuare appunto il supporto in questa fase così delicata della loro vita. Invece appunto per le politiche giovanili lo sportello lavoro è stato trasformato, mettiamola così, nel senso che anche questo viene realizzato in modalità virtuale, quindi l'educatrice si occupa di fornire per quanto possibile in questi tempi l'orientamento a quelle persone che non hanno ancora un posto di lavoro o che lo vorrebbero cambiare, orientamento appunto nel mondo del lavoro, ma dà anche dei consigli su come costruire un curriculum, come presentarsi a un colloquio di lavoro e via dicendo. L'altra iniziativa che appunto che è stata trasformata è il centro educativo pomeridiano. Prima dell'emergenza, dall'inizio dell'anno scolastico, 10 ragazzi della scuola media, individuati dai professori della scuola media o dal consultorio familiare, venivano seguiti per 3 pomeriggi a settimana da 2 educatrici nell'aiuto dei compiti. In realtà l'aiuto dei compiti è solo un pretesto, un aggancio per costruire dei progetti educativi personalizzati e arrivare di conseguenza alle famiglie. Ora purtroppo le educatrici possono soltanto, e lo fanno comunque al pieno delle loro possibilità, raggiungere questi ragazzi con delle videochiamate, essendo comunque di supporto scolastico e appunto personale, lo fanno 2 volte alla settimana appunto attraverso i canali che i ragazzi utilizzano più frequentemente. Quindi continua in modalità diversa, però appunto sì, è sempre da preferire il rapporto individuale in questo campo. Però logicamente, e speriamo che prima o poi riusciamo anche a tornare a una breve normalità. Monica, abbiamo visto dalle varie testate giornalistiche nei giorni scorsi le comunità straniere residenti in Pedroba hanno fatto delle donazioni, quindi è segno di coesione sociale anche tra le comunità. C'è stata la stessa coesione anche per quanto riguarda il rispetto delle norme, nonostante sappiamo che comunque le amministrazioni comunali tenderebbero a chiudere un occhio e a rimproverare solo verbalmente prima di sanzionare. Sì, l'appello del nostro sindaco è, diciamo, quotidiano. Auspichiamo sempre appunto il rispetto delle normative e nel buon senso di responsabilità di ogni cittadino. Di conseguenza, adesso che ci avviamo una fase, diciamo, di iniziale ripresa, l'attenzione deve comunque essere mantenuta alta per il proprio bene, ma soprattutto per il bene dei propri cari e dei propri familiari. Monica, noi ti ringraziamo di questa breve chiacchierata, ti lasciamo gli ultimi 2 minuti per un messaggio orale ai tuoi concittadini e a tutti i telespettatori. Sì, io ringrazio a nome dell'amministrazione tutti coloro che si sono resi appunto disponibili con gesti di solidarietà, con gesti di volontariato. Fare una lista, sicuramente dimenticherei qualcuno, quindi grazie veramente di cuore, continuiamo su questa battaglia, uniti la vinceremo. Monica Tessaro, noi ci uniamo a te. Ricordiamo assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Pedroba. Quest'oggi ci ha donato parte del suo tempo per spiegare come era la situazione di Pedroba. Grazie mille ancora assessore
e noi diamo Grazie a voi. appuntamento alla prossima puntata.